Cucinare e mangiare italiano, valorizzare i prodotti locali, singolare iniziativa Refrontolo nel Trevigiano, ospite d'onore il ministro dell'Agricoltura Luca Zaia. Con l'occasione è stato presentato anche il primo master finanziato dagli agricoltori sulla cultura del cibo veneto. In diretta per noi da Refrontolo c'è Maurizio Crovato. Maurizio, buongiorno. Buongiorno a te Patrizia, e qui per affrontare la crisi brindiamo a prosecco con il ministro Zaia, perché si è scoperto che il Veneto, soprattutto la provincia di Treviso, quando si parla di filiera corta, di mercato a chilometro zero, ovvero mangiare i cibi del proprio territorio, la nostra regione è la numero 1 in Italia. Ringraziamo il ministro per la sua presenza e soprattutto Ministro delle politiche agricole, delle politiche alimentari e delle politiche forestali. Ecco il motivo della presenza delle nostre guardie forestali. In questi giorni di freddo fanno veramente un lavoro duro. Ministro, siamo leader in Italia, chilometro zero, ma si potrebbe fare di più? Beh, diciamo che i cittadini sono stati bravissimi anche durante queste festività. Un fatturato di 2,5 miliardi di euro di acquisto nell'agroalimentare, al 99,9% agroalimentare proveniente dalle nostre aziende agricole, dimostra che credere nel consumo di prossimità, credere in quel ruolo etico che è anche l'acquisto. Ricordiamo che i cibi mediamente fanno 2.500 km, significa premiare i nostri agricoltori. Parliamo con Gianluca Bisolla, che è consigliere di Altamarca. Sì, infatti per la prima volta un master universitario che non si svolge nella grande città, nell'università, ma si svolge nelle singole aziende e nel territorio. A Valdobbiadene prenderà inizio da fine gennaio e sarà un master rivolto a laureati che darà l'occasione di entrare in contatto diretto con imprenditori del settore agroalimentare e quindi trovare anche sbocchi di lavoro per un settore promettente come quello dell'agroalimentare.